Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG e buon inizio di settimana. C'è la cronaca in primo piano, fra poco ne parleremo collegandoci con la nostra Lina Paronetto da Montebelluna, una bimba di 17 mesi, pensate, gravissime condizioni. È successo a Montebelluna questo dramma, una bimba che ha avuto un arresto cardiocircolatorio, un malore nel letto, è stata portata in gravissime condizioni, come dicevamo, all'ospedale di Padova. Fra poco Lina Paronetto ci racconterà questo dramma da Montebelluna. Però nel frattempo siamo già alle battute conclusive della conferenza stampa che è stata programmata alle 11 di questa mattina a Palazzo Balbi dal governatore Zaia e dalla vicegovernatrice nonché assessore ai trasporti Elisa De Berti, per parlare della Pedemontana. Come era stato annunciato, ci sarebbe stata la presentazione del piano per la riduzione delle tariffe della Pedemontana. Lo aveva già annunciato nel corso della conferenza stampa di fine anno il governatore Zaia, e questa mattina è stato approntato la spiegazione di questo piano e come verranno cambiate le tariffe della Pedemontana in ambito locale. Come sapete, la grande polemica è sempre stata proprio sulle tariffe alte della Pedemontana. Ora io vedo in collegamento il nostro Filippo Fois, che si sta preparando, credo, per intervistare l'assessore Elisa De Berti. Allora, in attesa di collegarci con lui, vediamo se inizia l'intervista, vediamo di capire quali sono le novità. Allora andiamo subito da Palazzo Balbi. Per il traffico locale, nel dettaglio che cosa vuol dire? Allora, vuol dire sostanzialmente che il traffico pesante sta dando molto più soddisfazione di quello che era stato preventivato. Manca l'appello sostanzialmente i mezzi leggeri, il traffico locale interno alla Pedemontana. Di fatto che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di applicare questi sconti del 60% sulle tariffe per chi entra ed esce ad un casello di Pedemontana con una tratta che può essere al massimo di 25 km, 2 tratte al giorno. È vietato assolutamente l'effetto tornello, quindi insomma per chi si crede più furbo degli altri, uscire ad un casello e rientrare e farne 50 scontati non esiste. Si farà 50 km a prezzo pieno, quindi sono 25. Le tratte possono essere diverse perché le 2 tratte percorse durante la giornata possono anche essere caselli diversi. Tenete presente, solo per fare un esempio, che Montebelluna, Spresiano, Villorba oggi pago 2,50 €, con lo sconto arriverò a pagare €1 ed è sicuramente importante. E il traffico solo traffico leggero, quindi mezzi leggeri di categoria A. La buona notizia è che non riguarda solo i residenti, come si era pensato una volta, ma è aperto a tutti, soprattutto perché la possibilità di controllare è quella del telepedaggio. Sì, allora noi abbiamo pensato di fatto ad una modalità che fosse il meno burocratizzata possibile, perché inizialmente si diceva moduli, domande, richieste, è impossibile, sarebbe diventato veramente complicato riuscire a realizzarlo. Siamo andati via nel modo più semplice, pensando agli operatori di telepedaggio, e quindi basta essere muniti di un telepedaggio, che può essere Unipol piuttosto che Telepass o qualsiasi altro telepedaggio, e si può usufruire dello sconto. Il fatto che ci siano 2 tratte da 25 km che non sono sommabili in un'unica da 50 si inquadra in che contesto? Il fatto che si vuole comunque andare incontro al traffico locale? Sì, perché è proprio il traffico locale che stenta a partire, il traffico delle piccole tratte dove molto probabilmente il pedaggio crea un deterrente ad utilizzare la Pedemontana. Quindi di fatto, mancando questo traffico, noi andiamo ad incentivarlo e ad agevolarlo. Siccome fino adesso ci siamo sempre sentiti dire che chi vorrebbe utilizzare localmente la Pedemontana non lo utilizza perché il pedaggio è troppo alto, togliamo la scusa, facciamo lo sconto del 60%, addirittura a parità di tratta andiamo sotto tutte le altre autostrade del Veneto, quindi compresa anche la Brescia-Padova, che sapete che è il nostro competitor più elevato. Non ci sono vincoli di residenza, ma tutti coloro che la percorrono possono usufruire purché muniti di telepedaggio. L'annuncio al 30 dicembre 2024, quando sarà operativo? Allora, sarà
sarà operativo, noi abbiamo messo indicativamente a febbraio, perché oggi partirà la lettera al concessionario con le indicazioni di tutti i criteri che vi ho detto prima, nessun vincolo di residenza, i 25 km, le 2 tratte da casello a casello eccetera. Poi il concessionario si attiverà con gli operatori di telepedaggio che avranno bisogno di un minimo di tempo per potersi adeguare. Abbiamo ipotizzato febbraio, potrebbe essere marzo, ma sicuramente gli operatori di telepedaggio comunicheranno ai loro iscritti, ai loro utenti, quando lo sconto sarà in vigore. Alla Pedemontana manca un'ultima cosa, quella di diventare da superstrada a autostrada. Cosa ci vuole, cosa manca? Ma allora, noi di fatto, insomma, l'ha sempre detto il Presidente, è l'unica superstrada a pagamento in Italia. Insomma, io abito in provincia di Verona e il mio territorio è attraversato dalla 434, che anche quella viene considerata una superstrada ma non è a pagamento. Di fatto la Pedemontana ha tutte le caratteristiche, salvo pochi particolari, per poter diventare un'autostrada. Stiamo aspettando che il Ministero faccia questa modifica, insomma la richiesta l'abbiamo fatta, la stanno studiando e stiamo in attesa. Vorrei capire, non ci sono però problemi tecnici, cioè nel senso, nel momento in cui la superstrada ha le caratteristiche da autostrada, cioè, nel senso, la superstrada ha le caratteristiche da autostrada. Ha le caratteristiche, non tutte, ma buona parte ha le caratteristiche. Noi abbiamo sostanzialmente la Commissione Gallerie che si era espressa sulla sicurezza della Pedemontana, che aveva esplicitamente detto che i 110 km non erano idonei, ma bisognava portare per questioni di sicurezza maggiore la velocità a 130. Quindi abbiamo magari da una parte alcuni limiti sui vincoli sui limiti del 130, però dall'altra parte abbiamo la Commissione Galleria che si era espressa in maniera esplicita. Assessore, la A4 San Donà di Piave, Portogruaro, il 2025 è un anno cruciale. Sì, allora anche lì è stata una sofferenza perché insomma sapete che è un cantiere complicato, finalmente hanno bandito la gara, i soldi sono stati stanziati, oltre 900 milioni per completare San Donà Portogruaro, anche in questo caso proprio per ovviare alle problematiche dell'infrastruttura e anche ai limiti, ma anche durante i cantieri. Potete ben comprendere che la 28, la 27 e la Pedemontana diventano un'ottima alternativa per poter realizzare i cantieri in tutta sicurezza. Già in altri momenti il Ministero ha incentivato l'uso della 28 per evitare in caso di problemi l'utilizzo della parte senza la terza corsia, ma anche per questioni di sicurezza. Quindi io dico sempre che è importante guardare il sistema infrastrutturale nel suo insieme per capirne l'effettiva utilità, e la Pedemontana sta dimostrando di essere un'infrastruttura assolutamente utile. Le tempistiche quali saranno adesso per la terza corsia della 4? Ma guardate, io sulle tempistiche non dico niente perché solitamente vengo sempre smentita, mi porto sfortuna, quindi evito di dare tempistiche, però insomma adesso fanno la gara, devono presentare le offerte, adesso non ricordo quando è la scadenza delle offerte, devono fare l'istruttoria sulle domande, insomma, però insomma io spero che nell'arco di qualche anno potremo vedere completata anche la terza corsia da San Donà a Portogruaro. Grazie. Buon anno. A voi. Poi se riesci a sentirmi, così facciamo riepilogo. Siamo entrati ovviamente a gamba tesa durante le interviste perché, come vi dicevo, la conferenza stampa è iniziata alle 11, quindi eravamo proprio agli sgoccioli. Abbiamo sentito parlare l'assessore De Berti del piano tariffario, poi anche gli ultimi aggiornamenti proprio sulla Pedemontana ma anche sulla terza corsia della A4. Allora appena Filippo è pronto ci fa il riepilogo allora di cosa è stato deciso, così capiamo bene qual è in sintesi, poi questa sera ve lo spiegheremo meglio nei nostri servizi, il nuovo piano tariffario. Abbiamo sentito parlare di sconti, quindi è importante capire bene quali sono le cifre, quali sono i dati che ci potrà dare il nostro Filippo Fois appena è pronto. Allora in attesa di ricollegarci con Filippo Fois a Venezia, andiamo, vi dicevo in apertura, a Montebelluna, il dramma di questa mattina, una bimba di 17 mesi, gravissima in ospedale a Padova, un malore nel letto. Lina, buongiorno, insieme a Simone Merlo.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, siamo in via Trevignano, è la strada che collega Trevignano a Montebelluna, ma siamo in territorio proprio di Montebelluna, come ben dicevi, per questo dramma che si è consumato questa mattina alle 7:45, poco lontano da qui, nell'abitazione di una famiglia di origini nigeriane che ha 3 figli. Ecco, la più piccolina, 17 mesi, ha di fatto perso conoscenza, è andata in arresto cardiaco nel letto per un'apnea a quanto pare notturna, ma sono tutte cose naturalmente che andranno verificate. La piccola è andata in arresto, sono stati subito chiamati i soccorsi, la piccola è stata stabilizzata e portata prima all'ospedale di Montebelluna, quindi è lì trasportata a Padova nel reparto specializzato naturalmente in patologie pediatriche. Versa in gravissime condizioni, andrà verificato naturalmente per quanto tempo la piccola è rimasta in arresto. Il cuore ha ricominciato a battere, ma bisogna capire se ci saranno conseguenze naturalmente per la mancanza di ossigeno. Si spera ovviamente per il meglio. Una piccola appunto di pochi mesi, l'hai detto 1 anno e mezzo, con a quanto pare già delle patologie, una situazione di salute con dei pregressi, quindi e bisognerà stabilire anche se sono collegati naturalmente a quello che è successo stamattina. Per la Marca trevigiana è il secondo episodio in poche settimane, Nicola lo ricorderai, a Tezze di Vazzola, era la fine di ottobre, c'è stata la morte in quel caso purtroppo di una piccola sempre di origini africane di 6 mesi appena per un boccone andato di traverso. I genitori in quel caso avevano cercato disperatamente aiuto nella farmacia sotto casa, si era tentato il tutto per rianimare e tenere in vita la bambina e non c'era stato purtroppo nulla da fare. Vedremo in questo caso naturalmente quali saranno gli sviluppi. La piccola viene monitorata costantemente dai sanitari, qui sono intervenuti anche i carabinieri per tutte le verifiche del caso, come sempre accade in questi episodi, escludendo naturalmente il coinvolgimento di terze persone, responsabilità di chi che sia, e verificando che si è trattato purtroppo appunto di un malore e dando tutto il supporto necessario ai genitori. Noi più tardi raggiungeremo anche il sindaco Adalberto Bordin, che sta seguendo da vicino la vicenda con tutto naturalmente con tutta la partecipazione per un fatto così grave e delicato che riguarda una piccola di neppure 2 anni. Se avremo aggiornamenti naturalmente con Simone vi richiederemo la linea. Per adesso direi che qui da Montebelluna, Nicola, è tutto. Grazie a Lina Paronetto e grazie a Simone Melo. Allora torniamo a Palazzo Balbi, il nostro Filippo Fois è pronto perché ci deve spiegare in sintesi qual è questo nuovo piano tariffario della superstrada Pedemontana Veneta. Abbiamo sentito parlarne verso la fine dell'intervista l'assessore Elisa De Berti. Allora Filippo, come cambia il piano tariffario in sintesi della superstrada Pedemontana? Buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta da Venezia. Dunque la grossa novità, la prima che dobbiamo dire, è che ci sarà uno sconto del 60%, però non è uno sconto globale su tutto il percorso della Pedemontana Veneta. Questo sconto si applica su 2 tratte da 25 km, 25 e 25 non occorre neanche che siano le stesse tratte. Per esempio se c'è un pendolare che parte da un certo casello e arriva dopo 25 km al casello in cui lavora, poi può tornare godendo dello sconto del 60%. Oppure se vuole percorrere tutta la Pedemontana deve necessariamente uscire a un casello, non può rientrare in quel casello perché il tornello non è concesso, ma al casello successivo può fare altri 25 km. Quindi sono 2 bonus con sconto del 60% per 2 tratte di 25 km. Perché questa decisione è stata presa per incentivare il traffico locale. La superstrada Pedemontana Veneta, oggi sono stati illustrati alcuni dati, non sta andando male, sta registrando un traffico che si sta avviando a quelle che erano le previsioni, che erano di 22.000 passaggi al giorno, siamo sui 19.000 in questo momento, però si vuole portare anche quel traffico il traffico leggero. Devo anche dirvi altre 2 cose, scusate un po', sembra un po' complicato ma in realtà non lo è. Questo sconto vale solamente per i mezzi leggeri,
quindi le automobili, i furgoncini, le moto, e vale solamente per chi ha un telepass, un passaggio elettronico. Per tutti gli altri non vale. Dicevo che la superstrada sta andando bene, hanno detto qui Elisa De Berti, l'assessore ai trasporti, il presidente della regione Luca Zaia, però manca all'appello proprio quella parte di utenza che è quella che vive sul posto, che potrebbe non gravare più sulle strade statali, ed è per questo appunto che è stata ideata in questa maniera. Tra l'altro devo dirti anche, Nicola, che se qualcuno gioirà probabilmente per il fatto che dunque la tratta massima, i 24 km, vuol dire che costerà 1,60 €. Qua abbiamo tutti i prospetti e anche le differenze con il resto delle autostrade del Veneto. Però noi qua, chiedo scusa a Sandro Ponchio, qualcuno ha osservato che però ci sono delle disparità di trattamento. Per esempio, se noi percorriamo il passante di Mestre da Preganziola a Spinea sono 21 km, cioè 3 in meno rispetto alla tratta massima della Pedemontana, che è Breganza e Mussolente, e per la Pedemontana spendiamo 1,60 €. Per il passante di Mestre, Preganziola Spinea, spendiamo 2,70 €. Per cui insomma c'è una buona notizia, ma naturalmente non sono mancate anche in questo caso le occasioni di discussione e di dibattito. Dobbiamo subito dire che qui c'è stato risposto che comunque si tratta di pedaggi che sono inferiori a quella che è la media italiana. Per ora direi che da Palazzo Balbi è tutto, allora, io ti restituirei la linea. Ricapitolando, sì. dato quando parte questo sconto? Allora, questo sconto dovrebbe, non è ancora stata data una data precisa, dovrebbe partire tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Ok, quindi dalla fine di febbraio all'inizio di marzo parte lo sconto del 60% esatto. su 2 tratte che non sono necessariamente sempre le stesse, ma di 25 km per mezzi leggeri. Esatto, di 25 km al massimo. Ogni 25 km, quindi sì. E per mezzi leggeri. Mezzi leggeri. Ogni 25 km. Naturalmente se io ho esaurito le mie 2 tratte da 25 km, poi pago la tariffa piena. E solo per chi ha il telepass? E ancora un ultimo sì. Ok. E solo da lunedì a venerdì. Quindi non nei weekend. Ok. Per cui insomma è un quadro. No, non nei fine settimana. Ok, perfetto. Sei stato preciso, poi stasera lo sarai ancora di più nei nostri servizi. Ti libero. Grazie a Filippo Fois, grazie a Sandro Ponchi. Insomma, tanto vi dovevamo per essere precisi, avete capito qual è il nuovo piano tariffario per incentivare il trasporto locale, soprattutto il trasporto locale. Vale per tutti, ma il trasporto locale è quello che un po' manca, diciamo, all'appello, perché lo sappiamo, insomma, le tariffe sono alte. Allora adesso noi torniamo alla cronaca, torniamo a parlare della tragedia di via Castelmenardo a Treviso, perché è conferito in queste ore in procura l'incarico per l'esecuzione dell'autopsia su Francesco Favaretto, il 22enne accoltellato in via Castelmenardo a Treviso il 12 dicembre, morto dopo 10 giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva del Cafoncello di Treviso. L'anatomopatologo Alberto Furlanetto, a cui sarà affidato l'esame autoptico, potrebbe svolgere gli accertamenti sul corpo del ragazzo già nel pomeriggio se non ci saranno ostacoli legati alla nomina dei periti di parte degli indagati, 10 in tutto gli indagati. Tra gli arrestati, lo ricordiamo per omicidio di Favaretto, un 19enne di Ponte di Piave, un 18enne di Santabona e un minorenne, un 15enne anche lui del capoluogo, tutti attualmente in carcere. Nell'ottica di definire le singole responsabilità, l'autopsia servirà a stabilire quanti colpi sono stati sferrati contro il 22enne, da quante mani e quali siano risultati fatali. Favaretto era stato raggiunto alla gola da più di un fendente con un coccio di bottiglia rotto, ma aveva anche profonde ferite a torace e addome. E intanto c'è l'iniziativa sempre a Treviso in via Collalto, una delle zone, diciamo, ad alto rischio per le baby gang, telecamere contro le baby gang, ma i residenti della zona chiedono un intervento preciso delle istituzioni, perché la situazione, raccontano, peggiora di giorno in giorno.
Almeno 2 anni che ci stiamo lamentando della situazione, sta precipitando di giorno in giorno. In questa via ci sono baby gang. Soprattutto il fine settimana, sì. Non è per niente tranquilla e quindi la sensazione comune è che ci sia bisogno di un maggiore controllo da parte delle autorità. Via Collalto, nel cuore di Treviso, a 2 passi da Piazza Borsa, ma oramai inserita nel quadrante caldo della città con via Roma, Corso del Popolo, via Manin e via Castelmenardo, scenario dell'omicidio di Francesco Favaretto. Baby gang, risse, aggressioni. Chi vive o lavora qui denuncia un aggravarsi della situazione che ha portato i condomini di una palazzina a deliberare nell'ultima assemblea condominiale l'installazione di un faro e di un sistema di videosorveglianza. Noi le abbiamo già messe perché come condominio abbiamo già speso parecchi soldi qua noi. Tutti i cartelli sono nuovi. Noi più di quello non possiamo fare, adesso devono collaborare anche le forze dell'ordine. Un'iniziativa che potrebbe essere adottata anche dai palazzi vicini, con i residenti però che invocano una stretta da parte delle istituzioni. Sarebbe corretto che ci fosse un intervento da parte appunto dell'amministrazione pubblica, poi se c'è necessità di prendere delle misure in accordo col comune, volentieri. Questa dunque è la situazione a Treviso, la necessità quindi dei controlli. Spesso chi deve effettuare i controlli si trova in situazioni molto pericolose. Allora uno degli strumenti, dei nuovi strumenti in dotazione alle forze dell'ordine è il taser che arriva anche per la polizia locale a Cittadella. In collegamento in diretta Vanessa Banzato con Tommaso Migotto. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. In effetti Cittadella è il primo comune della provincia di Padova la cui polizia locale avrà in dotazione il taser, e tra i pochissimi comuni nel Veneto che appunto hanno in dotazione per la polizia locale di questa strumentazione in caso di pericolo, in caso appunto si vada a incontrare una situazione difficile. Con me il sindaco di Cittadella Luca Pierobon e anche il comandante della polizia locale di Cittadella Gladys Sambugaro, e tra l'altro proprio assieme al comandante capiremo come funziona questo strumento, questo taser. Intanto sindaco, il primo comune della provincia di Padova che ha in dotazione il taser, e tra l'altro sono già partiti i corsi appunto per i vari agenti di polizia locale. Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo colto al volo questa opportunità che il governo ci ha dato, aveva dato prima alle grandi città e poi insomma ha esteso ad altre forze di polizia, in particolare la polizia locale. Abbiamo colto al volo questa possibilità, abbiamo approvato il regolamento in consiglio comunale, regolamento che è stato approvato all'unanimità, e abbiamo iniziato la formazione di 10 agenti della polizia locale di Cittadella che stanno formando per essere operativi dai primi di gennaio. Quindi dopo la body cam che è stata data in dotazione a tutti gli agenti, arriviamo con ulteriore tecnologia che va a tutela delle persone, perché sicuramente è un'arma, ma è un'arma che non uccide, quindi è un'arma che serve prima di tutto come deterrente, quindi per far capire che quello che sta facendo non è corretto, e poi per intervenire nei casi di pericolosità effettiva. Tra l'altro uno degli ultimi episodi gravi che si sono verificati a Cittadella è proprio stato quello all'interno dell'ospedale. Sì, e lì grazie all'intervento dei carabinieri di Cittadella, della compagnia di Cittadella e all'utilizzo del taser è stato fermato questa persona alterata che con un coltello aveva appena ferito un carabiniere e avrebbe potuto fare una strage. Quindi grazie invece all'utilizzo del taser, naturalmente al pronto intervento, alla preparazione dei carabinieri, si è riusciti a evitare il peggio. Ecco, adesso allora chiederei proprio al comandante di mostrare come funziona questo taser, perché tra l'altro non è che io mi trovo in una situazione difficile, prendo punto e sparo a chi mi trovo davanti, perché allora se magari il sindaco presta una mano, il comandante mostra e il sindaco spiega come funziona. Beh, allora c'è un regolamento appunto che è stato approvato che prevede che nel momento in cui ci si trovi una situazione particolare venga avvisata la persona
prima appunto dell'utilizzo del taser, della possibilità di utilizzo, poi il taser venga estratto e venga nuovamente avvisata la persona. Ci sono tutti dei sistemi diciamo a tutela anche di chi sta tentando di commettere qualcosa che non va, fino anche alla finta scarica elettrica, e poi vengono lanciati i dardi nel momento in cui si valuta che il pericolo sia effettivo. I dardi lanciano una scossa che va a stordire la persona e per appunto poterla immobilizzare, e poi per estrarre i dardi servirà il personale sanitario e quindi verrà chiamato poi il 118 per estrarre i dardi. Questa è la procedura che è stata normata, ma che è la procedura utilizzata in tutta Italia. Ecco, in ogni caso vogliamo ribadire, sottolineare ancora una volta che non si tratta di appunto un utilizzo così sconsiderato di quella che è alla fine un'arma. Anzi, tutt'altro, perché l'obiettivo nostro è quello di andare a sostituire la pistola, l'arma in dotazione alla polizia locale, che rimarrà comunque in dotazione alla polizia locale, ma con questo strumento che non provoca la morte si potrà intervenire in maniera molto più precisa, a tutela sia delle persone attorno, ma anche a tutela di chi sta per commettere un atto che non dovrebbe commettere. Quindi benvengano, ecco, queste iniziative, e a mio parere dovrebbero essere dotate tutte le polizie locali d'Italia. Entrerà in vigore da quando? Noi siamo già operativi, stiamo terminando i corsi termineranno nei primi giorni di gennaio, quindi da metà gennaio, primi di febbraio, 10 agenti della polizia locale di Cittadella potranno utilizzarlo. Nicola, hai sentito insomma un utilizzo assolutamente accurato e ponderato di questa arma, che servirà assolutamente da deterrente per chi ha intenzione di attuare comportamenti non proprio adeguati, mettiamola così, facciamo un giro di parole. Da Cittadella è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato e a Tommaso Migotte, grazie anche al sindaco e al comandante della polizia locale. Restiamo in tema di sicurezza, ma parliamo di un altro tipo di sicurezza che riguarda ormai imminente Capodanno. Poi torneremo a parlare anche di baby gang a Padova, ovviamente. Ma proprio a Padova parliamo del maxi sequestro di botti per Capodanno, ingente il sequestro di materiale pirotecnico che è stato messo sotto sigilli, perquisite le abitazioni di 2 trentenni dell'Alta e della Bassa Padovana da parte appunto della polizia. In vista dei festeggiamenti per l'anno nuovo si intensificano i controlli della polizia di Padova per quanto riguarda i cosiddetti botti. A finire nella rete dei controlli della squadra amministrativa della questura Euganea 2 trentenni padovani. A Galliera Veneta, nell'Alta Padovana, gli agenti hanno perquisito la casa di un 35enne trovando 10 petardi di fabbricazione artigianale chiamati Cobra 10 senza le marcature di sicurezza. L'uomo è stato denunciato e il materiale sequestrato. Una seconda perquisizione a carico di un 31enne di Ospedaletti Euganeo ha permesso di scoprire una piccola Santa Barbara. Sono stati recuperati 46 kg di materiale esplosivo. Il materiale era conservato nel garage dell'abitazione e in cantina. Sono 73 i petardi detenuti illegalmente dall'uomo. La polizia ha sequestrato il tutto e denunciato il 31enne. Ancora dal Padovano, ma stavolta sono i carabinieri e parliamo di furti in abitazione. Fine settimana di controlli dei carabinieri ancora nell'Alta Padovana. Continuano i furti, ma aumentano anche i controlli dei carabinieri del comando provinciale che nel fine settimana hanno messo sul campo un articolato dispositivo nei comuni di Cittadella e Loreggia, grazie all'impiego degli equipaggi del radiomobile della compagnia di Cittadella con il supporto delle pattuglie delle stazioni. 60 i veicoli fermati che hanno portato all'identificazione di 92 persone, controllate anche numerosi esercizi pubblici del territorio. I servizi non si fermeranno neppure in questi giorni e continueranno anche la notte di San Silvestro e a Capodanno. Questo dunque per quanto riguarda i controlli dei carabinieri nel Padovano. Restiamo però nel Padovano. Abbiamo parlato poco fa dell'autopsia sul corpo del 22enne morto in via Castelmenardo, è il tema delle baby gang. Abbiamo parlato anche di via Collalto a Treviso, è un tema che però, come sappiamo bene, travalica la città di Treviso, anche se la città di Treviso in questo periodo è particolarmente colpita dal fenomeno. È un fenomeno che riguarda anche altre città, soprattutto i capoluoghi, come ad esempio Padova. E allora
parliamo con coloro che poi sono gli addetti alla sicurezza, non soltanto le forze dell'ordine, di fronte a un fenomeno che sta diventando sempre più inquietante. Chiara Gaiani, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Siamo con Enrico Pavanetto, titolare di un'agenzia investigativa che fa anche questo tipo di controllo all'interno di bar e locali. Nella notte tra il giorno di Natale e Santo Stefano, nel centro di Padova, un vigilante, un addetto alla sicurezza, è stato proprio aggredito da una baby gang. Solo uno dei 4 era minorenne, che sono stati poi fermati dalla polizia. Proprio il minorenne aveva lo spray e il peperoncino con cui ha detto all'addetto alla sicurezza: bel faccino, non ce l'avrai ancora per molto. Un tasso di aggressività soprattutto nei ragazzi giovani che è molto molto alto. Enrico Pavanetto. Assolutamente sì, anche se non è un problema soltanto di questi ultimi periodi. Già nel mio ruolo di assessore provinciale alla sicurezza qualche anno fa avevamo svolto dei comitati provinciali dell'ordine pubblico proprio per mettere l'accento su questo tipo di problema, e già allora si era previsto come questo tipo di problematica sarebbe stata una problematica sempre più ampia, e infatti la cronaca di questi giorni ci dà conferma di quello che al tempo comunque si era già previsto. Ecco, in questo caso erano purtroppo ragazzi di nazionalità tunisina, quindi sono tante volte seconde generazioni quelle protagoniste di episodi di questo tipo. Assolutamente sì, molto spesso i ragazzi di seconda generazione, ma anche di età giovanissima, si ritrovano tra di loro, forse non avendo la capacità di includersi con i compagni di classe, con i compagni di lavoro, con gli altri amici anche di altre etnie, si trovano nel loro gruppo, nella loro gang, e purtroppo si evidenziano questa mancanza di rispetto per la cosa pubblica, mancanza di rispetto per gli altri, questa violenza un pochino insita in qualche modo in quel carattere irruento della giovane età, che poi porta a questi tipi di atteggiamenti. Ovviamente ci sono anche ragazzi italiani, non dimentichiamolo, forse proprio perché manca la cultura d'oggi del rispetto delle istituzioni, del rispetto delle regole, ma mi piace sottolineare soprattutto il rispetto verso se stessi come prima cosa. Ecco, qui parlavamo di un locale pubblico, lei ci raccontava prima come abbiate parecchi problemi, per esempio anche all'interno dei centri commerciali, e tante volte ci sono anche delle ragazzine coinvolte. Ma qualsiasi luogo di aggregazione sia aperto al pubblico che addirittura esterno, quindi parliamo di locali, ma parliamo anche ad esempio della zona stazione. Mi capita spesso confrontarmi con operatori che svolgono servizio nelle zone antistanti alla stazione e mi raccontano come uno dei problemi principali proprio che incide su quella zona della città sia data dai ragazzini di seconda generazione che costituiscono queste bande che con violenza molto spesso si approcciano non soltanto ai pari età ma anche a chi più grande, e addirittura anche nei confronti di chi della sicurezza ha fatto una scelta di vita o indossando una divisa o lavorando nel settore privato. Ecco, questo è un problema di cui purtroppo continueremo a parlare, perché bisognerà cercare di arrivare a trovare quantomeno delle forme di dialogo. Direi che ringrazio davvero Enrico Pavanetto per essere stato con noi, ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roccaiende. La linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Torniamo alla cronaca e rivediamo il servizio di Francesca Bozza, che ieri ha raccontato la paura sabato sera in centro a Conegliano, dove un autobus di MOM in retromarcia ha sfondato le vetrine di 2 negozi. Probabilmente a causare l'incidente un problema ai freni, sembrava una bomba, hanno raccontato al microfono di Francesca Bozza i residenti. Ho sentito un gran botto e mi stavo preparando per uscire un attimo, volevo andare a messa e ho detto sembrava un petardo gigante. Poi però, mentre ero di là, dalle varie spifferi entra un odore di bruciato. Stavo uscendo dalla doccia quando ho sentito il botto. Questi racconti di alcune residenti dei condomini di Via Colombo, posti sopra i 2 negozi contro i quali è finito l'autobus della MOM, sono ancora sconvolte per quanto accaduto. Abbiamo sentito un boato, sembrava una bomba, spiega una vicina. Sul posto in pochi istanti arrivano gli agenti della polizia locale che transennano l'area, i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del SUEM, ma fortunatamente non si registrano
feriti. A bordo del bus infatti non c'era nessuno, come sul marciapiede. Tanta paura? Sì, perché il botto è stato potente, soprattutto il vedere che l'autobus si era spostato sulle vetrine. Non capivo perché era col sedere indietro questo pullman. Sembra che sia andato su per la discesa, per la salita, per andare verso la stazione, che non è tanto salita. No. Stando ad una prima ricostruzione, l'autobus si trovava davanti alla stazione ferroviaria quando ha iniziato a muoversi in retromarcia, colpendo 2 auto. Una di queste ha sfondato la vetrina di una sartoria, mentre il mezzo pubblico si è fermato contro la vicina agenzia immobiliare dopo aver urtato una terza vettura. Le indagini, così come gli accertamenti di MOM, sono ancora in corso per capire cosa abbia provocato l'incidente. Sembra che sia una avaria ai freni e purtroppo qui siamo leggermente in pendenza e la corriera è finita addosso alle macchine e poi di conseguenza addosso alla vetrina. È una fortuna assoluta che non si sia fatto male nessuno, questa è la cosa più importante. Dispiace anche per l'autista, sicuramente ci sentiremo con la società delle corriere, chiederemo anche conto delle manutenzioni che fanno. E sempre dalla Marca, ancora in gravi condizioni, l'uomo di 83 anni che è stato travolto sulle strisce pedonali da un'auto condotta da un ottantenne del posto, appunto a Vittorio Veneto in via Cinzio Cenedese. L'anziano immediatamente soccorso dai sanitari, proprio ieri è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni restano molto gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. La sicurezza stradale passa anche per lo strumento dei velox, ma come sapete ci sono i velox contestati, come quello ormai storico, diciamo così, di Cadoneghe. Sulle 58.000 multe dei velox di Cadoneghe indaga anche la Corte dei Conti, la conferma durante l'ultimo Consiglio Comunale. Da quello che so, il procedimento istruttorio davanti alla Corte dei Conti ci dovrebbe essere. Credo che l'incrocio tra indagini istruttorie della Procura regionale della Corte dei Conti e il procedimento penale che è in atto impongano un'attesa dell'esito del procedimento penale, perché i fatti che potrebbero essere accertati nel procedimento penale fanno premio su tutto il resto. È Francesco Spaziano, nuovo segretario comunale di Cadoneghe, a confermare durante il Consiglio l'esistenza di un'indagine della Corte dei Conti dopo la domanda di Enrico Scacco, candidato sindaco e consigliere comunale di minoranza. Un'indagine che, precisa il sindaco Marco Schiesaro, non è nei confronti del comune, bensì dei dipendenti a processo, ed è quindi legata a doppio filo al fascicolo aperto dalla Procura di Padova. Il caso è noto: 58.000 le multe in poco meno di 2 mesi scattate a Cadoneghe nell'estate 2023 dai 2 velox posti lungo la strada 307 del Santo, che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex comandante dei vigili, mancato in questi mesi, e di un agente della polizia locale, accusati di falso in atto pubblico. In attesa dell'esito dell'indagine, il Consiglio Comunale di Cadoneghe ha intanto approvato una nuova delibera che riconosce ulteriori 21.000 euro a bilancio per la copertura di spese legali derivanti da 5 sentenze sfavorevoli davanti al giudice di pace. E poi c'è il nuovo codice della strada che sta mutando un po', a quanto pare, anche le abitudini delle persone, dei veneti, quando vanno al ristorante e quando vanno fuori. Intanto c'è il primo giro di vita dei controlli della polizia locale. Andiamo a vedere un primo bilancio a Bassano. Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, a Bassano non si è perso tempo. La polizia locale ha intensificato i controlli, specie contro l'uso del cellulare alla guida e il passaggio con il rosso ai semafori. Ho disposto servizi ad hoc, soprattutto di repressione dell'uso del cellulare e del passaggio con il rosso, ma per il momento, insomma, l'esito è stato inaspettatamente favorevole. Quindi presumo che l'effetto deterrente voluto dal legislatore ha sortito l'effetto sperato. Numerose le modifiche del codice della strada. Quelle principali riguardano gli inasprimenti delle sanzioni a partire dall'uso del cellulare da parte di chi guida un veicolo. I principali cambiamenti, quelli più dirompenti, sono stati in materia di uso del cellulare,
perché è stata inasprita pesantemente la sanzione portandola a 250 euro, 8 punti di decurtazione e la sospensione della patente. Altre novità sono state introdotte in materia di sospensione breve della patente anche per chi passa con il rosso, per chi non usa la cintura, per chi non fa uso dei sistemi di ritenuta per i bambini, per le norme sulla precedenza. Novità importanti, ma queste le vedremo nel lungo periodo, sono quelle relative alla guida in stato di ebbrezza in caso di condanna. In caso di condanna, infatti, l'automobilista avrà una patente limitata con l'obbligo di tasso alcolemico pari a 0 e quello di installare l'alcol lock, un dispositivo che blocca l'accensione del veicolo nel caso in cui si impone alla guida abbia assunto sostanze alcoliche, novità anche per i monopattini. Si è inasprita e hanno introdotto l'obbligo del casco anche per i maggiorenni, cosa che prima non era obbligatorio. Devo dire che su questo fronte, anche qui a Bassano, complice un po' il tempo, il meteo, le condizioni meteo, la circolazione di monopattini si è ridotta ultimamente. Bisogna fare molta attenzione in questo periodo ovviamente per l'utilizzo delle caldaie. Ci sono state 8 persone intossicate nel Trevigiano, 2 di questi sono bambini di 5 e 3 anni. Stufe e caldaie malfunzionanti, sono 8 le persone rimaste intossicate nella notte scorsa tra Quinto e Mogliano Veneto, di cui 2 sono bambini. Il primo incidente è accaduto in via Brilli, dove un'intera famiglia di origine argentina si è sentita male. Stavano festeggiando insieme quando hanno cominciato ad accusare i primi malori. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto a Quinto in poco tempo sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile assieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco. Una donna di 36 anni ed un bambino di 5 anni, sorella e nipote del proprietario di casa, sono stati subito trasportati presso l'ospedale di Mestre per essere sottoposti a trattamento in camera iperbarica. Gli altri membri della famiglia, un uomo di 21 anni, una bambina di 3 anni e un ragazzo di 18 anni, sono stati invece trasportati all'ospedale di Treviso per accertamenti e dimessi qualche ora dopo. Secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, la probabile causa dell'incidente è il malfunzionamento di un tubo della stufetta a gas situata nel bagno. Nessuno delle persone che hanno accusato malori si trova in pericolo di vita. Nella tarda serata un'altra chiamata, questa volta a Mogliano Veneto. In via delle Rose 3 donne si sono sentite male. Anche in questo caso si è trattato di un'intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco e i militari dell'Arma di Zero Branco. All'interno dell'abitazione 3 donne di 89, 58 e 33 anni. Nonostante risultassero in buone condizioni, sono state trasportate all'ospedale di Treviso per accertamenti e successivamente alla camera iperbarica di Padova. I vigili del fuoco hanno diffidato i proprietari dall'utilizzare la caldaia fino a completa riparazione certificata. Allora, pochi istanti di pubblicità adesso, poi ripartiremo subito con alcuni dati che riguardano la marca trevigiana, con il numero degli apprendisti stranieri. Sono il 17,7% in Veneto, è la prima in Veneto per apprendisti stranieri. Quindi ripartiamo dal lavoro subito dopo la pubblicità. La marca trevigiana è la prima provincia in Veneto per numero di apprendisti stranieri, sono 2.365, pari al 17,7% del totale, contro una media veneta del 15,9%. Loris Bagliana, vicepresidente vicario di Confartigianato Imprese, marca trevigiana, anticipa i dati della ricerca condotta dall'Associazione su stranieri, lavoro e imprese. Principalmente arrivano dall'Africa, alcuni provengono da paesi dove devono per forza lasciare le loro case, altri per necessità economiche, altri perché hanno il sogno ovviamente dell'Europa e quindi partono e arrivano nel nostro paese. Spesso ci sono i canali che sono quelli della scuola. L'altra faccia dei giovani di seconda generazione cresciuti nelle scuole trevigiane, istituti professionali capaci di insegnare un mestiere. A me è capitato di parlare con alcune famiglie, si capisce che a volte sono i ragazzi che pretendono e vogliono fare questo tipo di scuola perché hanno nella loro vita il sogno di fare o il falegname o il sarto con tutte poi le
le classifiche fino ad arrivare poi a fare anche lo stilista, casomai. Il Veneto è secondo per tasso di occupazione degli stranieri con il 67,2% contro il 70,9% degli italiani. Le previsioni di assunzione di stranieri da parte delle micro-piccole imprese vedono il Veneto al secondo posto nazionale con 113.160 entrate, pari al 21,5%. Treviso si colloca poco sotto con 16.670 entrate di stranieri. L'apprendistato nelle nostre aziende funziona molto bene, proprio perché c'è un percorso scolastico prima e poi ci sono i percorsi che sono finanziati anche dalla Regione Veneto di aggiornamento, e quindi questo aiuta molto i ragazzi intanto ad apprendere ed imparare la lingua molto velocemente e poi a stare insieme ad altri ragazzi e questo aiuta la convivenza. I dipendenti stranieri nelle micro e piccole imprese artigiane della Marca coprono il 18% del totale e poi ci sono quelli che una volta imparato il mestiere hanno aperto la loro partita IVA. A Treviso un altro primato, le imprese artigiane guidate da immigrati sono 3.981, anche in questo caso il dato più alto del Veneto. Dal mondo dell'artigianato trevigiano siamo ritornati in diretta al mondo dell'agricoltura veneta. Le prospettive per il 2025, un altro settore molto importante. Il nostro Lucio Zanato si trova al mercato ortofrutticolo di Treviso. Ci sono novità anche per il mercato ortofrutticolo di Treviso, ma intanto vediamo le prospettive per l'agricoltura. Lucio, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Stiamo realizzando la puntata di agricoltura, la prima puntata del nuovo anno, quindi quella che andrà in onda il 4 di gennaio, e stiamo cercando di vedere insieme che prospettive ci sono per proprio il settore primario. Abbiamo sentito il settore vitivinicolo, abbiamo sentito il settore degli allevamenti, tutti comunque segnali positivi, ma perché? Perché si punta alla qualità. E poi siamo venuti qui al mercato ortofrutticolo di Treviso, che è uno dei 3 mercati di riferimento del Veneto, perché c'è Verona e poi c'è Padova, giusto Presidente? Siamo con Francesco Volpato, che è il Presidente di Nord-Est Mercati. Vorrei che Nicoletta facesse vedere questa struttura, perché dopo tanto tempo siamo rientrati qui al mercato ortofrutticolo, che è coperto da sempre. I repertori nostri sono tutti sempre al mercato scoperto, la gente quindi grande soddisfazione per questa copertura che dà ancora più valore. Sì, assolutamente. Questo è stato un progetto che si è concluso nel 2021, purtroppo ahimè in pieno periodo Covid, ma questo è un ulteriore segnale, di aver creduto in un progetto molto importante per tutta la struttura, perché avere una struttura coperta, come vedete, ci garantisce la possibilità di dare un servizio alla clientela che viene al mercato assolutamente di grande impatto e di grande fruibilità. Quindi questo è un aspetto estremamente importante che ci fa guardare al futuro assolutamente con un'ottica sicuramente interessante per tutta la clientela, anche prospettica, che potrebbe venire qua. Ecco appunto, 2025 visto da questo mercato che prende, è il polso della situazione per quanto riguarda la frutta, la verdura, quindi settore importantissimo di produzione anche del nostro territorio. In questo momento ad esempio stiamo vedendo materiale viene portato dalle altre regioni, arance eccetera, però abbiamo anche tanto prodotto nostro. Ecco, dal vostro punto di vista che 2025 sarà per l'orticolo? Beh, allora dal punto di vista noi ci aspettiamo un anno abbastanza in linea come l'ultimo, che è stato piuttosto complicato dal punto di vista anche degli effetti climatici. Innanzitutto, primo, sappiamo bene ad esempio la stagione del radicchio come è stata falcidiata, ad esempio per quel che riguarda la qualità del prodotto e anche la perdita di quantità importanti di volumi, no? E sempre di più, e questi ultimi anni lo stanno testimoniando, il tema dell'impatto climatico sarà presente un po' in tutte le colture che noi trattiamo qui al mercato, sia quelle più locali ma anche tutto quello che proviene da tutta Italia. Pensiamo ad esempio il tema della scorsa tarda primavera, di quello che è successo in Emilia Romagna e di come quello abbia impattato ad esempio sulla produzione di tutte le drupacee, quindi tutti i prodotti a nocciolo, pesche, noci peschi, i kiwi stessi. Quindi ci aspettiamo sicuramente un'annata difficile come quella degli ultimi anni. Prezzi?
I prezzi purtroppo sappiamo come con quella che è stata l'andamento prezzi in generale negli ultimi 2 anni, bisogna essere sinceri, c'è stato sicuramente un aumento, ma dovuto a tutto quello che ben sappiamo, un tema di impatto del costo delle materie prime, impatti sui costi della logistica e poi chiaramente anche l'impatto climatico ha fatto sì che un'evoluzione, una dinamica prezzi sicuramente sia stata in crescita. Questo però ci auguriamo che possa essere un'annata dove l'effetto di crescita che c'è stato negli ultimi 2 anni vada un po' a calmierarsi, e uno degli aspetti positivi del mercato è anche questo, cioè riuscire a contenere quello che è l'effetto inflattivo, perché la domanda e offerta si verifica proprio qua. Ecco, diciamo 2 cose, poi diamo la linea. La prima, parliamo del mercato, perché qui ci sono importanti investimenti per il 2025 e anni a seguire. Diciamo come avete visto, la copertura che è stata realizzata nel 2021 è stato un primo grande passo. Adesso nel 2025 ci auguriamo nel prima possibile di cominciare altri investimenti nelle strutture grazie a un bando PNRR dedicato alla logistica dei mercati, con il quale andremo a migliorare ulteriormente la nostra struttura. Ecco, diciamo le 3 cose. Le 3 cose sono efficientamento energetico, fotovoltaico, digitalizzazione, quindi andare a lavorare su tutto quello che è la digitalizzazione degli aspetti operativi del mercato, e la terza è realizzazione di piattaforme frigorifere, quindi logistica. Esatto. Questa è la cosa importante. Nicoletta, se puoi inquadrare lì in fondo, lì c'è praticamente una vecchia struttura, e lì farete un grandissimo frigorifero, perché dopo il caldo di quest'estate dice non ci fregano più, mettiamo tutto in frigo. Diciamo che al di là del mettere tutto in frigo, gli aspetti fondamentali sono riuscire a gestire la logistica in maniera più efficiente, perché voi dovete sapere che il mercato funziona di fatto H24, nel senso che tutti i camion, tutte le logistiche arrivano in qualsiasi momento della giornata, quindi la gestione della merce è anche per un tema di sostenibilità, perché poi la realizzazione delle piattaforme frigorifere alimentate da impianto fotovoltaico ci consente di lavorare su quello che è la riduzione dello spreco. Ecco, poi un'altra cosa importante è questo accordo con il Banco Alimentare, giusto? Quindi sì. il voler ridurre quello che è l'effetto spreco sempre di più, anche a beneficio di quella che è la comunità. E la solidarietà, appunto. Assolutamente, quindi questo è un qualcosa che di fatto è sempre passato un po' in sordina, ma abbiamo sempre fatto con altre associazioni, che colgo l'occasione anche di ringraziare pubblicamente, con cui lavoriamo già da anni qui all'interno della comunità di Treviso e provincia, ma chiaramente la possibilità di avere come partner il Banco Alimentare incrementa ancora di più quello che è il nostro obiettivo di essere una realtà sostenibile, ma anche con una grande attenzione a quello che è il sociale. Ecco, mentre qui intorno stanno bloccando sostanzialmente tutti i progetti, voi invece andate avanti anche su un progetto che vuole coinvolgere anche altre realtà, ad esempio lì sopra, dove una volta c'era l'albergo, cosa farete? Di fatto la nostra palazzina direzionale, che chiaramente negli anni è stata utilizzata ma soltanto in parte, merita a nostro avviso un maggiore investimento in termini strutturali per poter dare quella che per noi deve essere la casa un po' dell'ortofrutta nella provincia di Treviso, nel senso che il nostro mercato ha l'ambizione di essere il punto di riferimento nella provincia, e non solo per quel che riguarda l'ortofrutta, quindi può avere la possibilità di fare formazione, che è un aspetto molto importante da qui ai prossimi anni, perché fare formazione nel nostro settore è un tema sul quale noi crediamo e dove dobbiamo investire, e questo è uno dei motivi perché abbiamo bisogno di creare una comunità che cresce, che abbia un futuro, una possibilità di sviluppo, e quindi avere una sede dove poter organizzare eventi, poter richiamare anche i media per poter fare avere dei momenti di confronto, è un momento di crescita per tutta la nostra comunità, e credo sia un servizio alla città che deve essere assolutamente portato avanti. Quindi qui avremo un'altra sala riunioni, un'altra sala convegni, e anche piccole sale di formazione per poter coinvolgere anche i giovani, perché anche l'aspetto di coinvolgimento delle scuole nell'ambito della formazione, nell'ambito appunto della cultura dell'ortofrutta, è un aspetto che secondo noi deve essere socialmente portato avanti per creare anche quella conoscenza
nel nostro settore, che secondo me è fondamentale per capire poi perché ci sono certe dinamiche dei prezzi, come parlavi tu prima, piuttosto che capire anche le difficoltà che significa portare del prodotto in certe destinazioni, mantenerne la salubrità, gestire la riduzione dello spreco. Questi sono tutti aspetti sui quali dobbiamo anche divulgare, e la divulgazione avviene soltanto attraverso la formazione, soprattutto dei giovani. Ecco, io direi che abbiamo raccontato quello che c'era da raccontare qui al mercato ortofrutticolo. Se non ci sono domande, a te Nicola. No, grazie, è stato esaustivo anche il tuo ospite, oltre a te ovviamente, grazie a te, grazie a Nicoletta Rizzetto con te. Quindi tante notizie che riguardano il mondo dell'agricoltura, si parlava anche dei prezzi che sono inevitabilmente sempre alti, è un problema per chi ha i salari bassi come sapete, e se prima abbiamo parlato di un record per la presenza di apprendisti stranieri nella Marca trevigiana, c'è un record negativo invece che riguarda la città metropolitana di Venezia, quindi la provincia di Venezia, che ha gli stipendi più poveri di tutto il Veneto, emerso da una elaborazione dei dati INPS da parte della CGIL. La nostra economia si è trasformata, sta continuando a vedere l'avanzata di alcuni settori che hanno contratti più poveri, più precari, con salari meno adeguati. Sono numeri allarmanti quelli denunciati dalla CGIL. Non solo Venezia è il comune con reddito pro capite più basso tra tutti i capoluoghi di provincia del Triveneto, e tutta la città metropolitana a soffrire una trasformazione dell'economia che vede un avanzamento sempre più marcato dei settori legati al turismo rispetto all'industria manufatturiera. Il risultato è che, secondo l'elaborazione dei dati INPS, nel 2023 la retribuzione annua lorda in provincia di Venezia si è fermata a 22.466 euro, mentre in Veneto ha raggiunto i 24.493 euro, una differenza di 2.000 euro che sposta Venezia sempre più in basso nella classifica dei redditi dei lavoratori. Settori come gli alloggio e la ristorazione ormai rappresentano quasi la maggioranza degli addetti, a differenza del Veneto, dove la manifattura rappresenta ancora più del 33% dell'occupazione. Questo ci dimostra come il nostro territorio si stia determinando solo e soltanto sulla monocultura turistica, sull'economia del turismo, un'economia che però sta continuando a produrre salari bassi e contratti di lavoro stagionali e precari. Nel veneziano un lavoratore su 10 è stagionale, il triplo rispetto al Veneto, 1 su 5 ha un contratto a tempo determinato. Un esempio emblematico, secondo la CGIL di Venezia, è l'aumento dei salari tra il 2019 e il 2023, che nella manifattura sono saliti di 2.300 euro, nel turismo di appena 680. Servono al nostro territorio scelte politiche diverse, scelte politiche delle istituzioni che mettano al centro la capacità di costruire un'economia plurale, un'economia in cui l'industria sia una parte essenziale del territorio insieme ai servizi ed certo anche all'industria turistica. Un'economia plurale senza la quale rischiamo che Venezia diventi una delle province più povere d'Italia. Altre preoccupazioni dei sindacati della CGIL per un'altra provincia. I temi sono completamente diversi, ma le preoccupazioni sono molto alte. Qui si parla di spopolamento, parliamo della provincia di Belluno. Il 2024 si è chiuso con non poche preoccupazioni sul fronte sindacale, con un mercato del lavoro dove la richiesta a volte sembra non incontrare l'offerta, e con casi come la Edim di Quero, vittima della crisi dell'automotive, che ha portato Bosch a non ritenere più strategico lo stabilimento bellunese. È stato un 2024 complicato, del resto se non ci si occupa in nessun modo di politica industriale e l'unico atto che si fa è togliere 4,6 miliardi all'automotive, poi va da sé che le crisi si scaricheranno sul territorio. Questo è successo alla Bosch. Poi anche lì la forza del sindacato, la protesta, la lotta pagano, e quindi quei lavoratori, adesso vedremo come andrà l'avvertenza, ma una speranza ce l'hanno. Le prospettive non sono rosee, mentre sono tante le preoccupazioni. Io temo sia un 2025 complicato, proprio per i motivi che ho già esposto. Ci dovrebbe essere da parte governativa un impegno e una regia dello Stato rispetto a tutte le crisi industriali e rispetto ad una transizione energetica, ecologica, digitale che non può più essere né sottaciuta né non governata. Qui a Belluno chi è che rischia di più? Le donne, i giovani, le persone che hanno una certa età?
Qui a Belluno rischiamo tutti perché c'è uno spopolamento e non si può più parlare della montagna senza avere risorse vere per la montagna, perché vivere in montagna costa di più. Quindi anche quando si parla di leggi sulla montagna che non hanno un euro in più di quello che c'è già, è tutta parlare del niente. Bisogna aiutare anche economicamente a vivere in montagna e culturalmente i giovani, perché i giovani se ne stanno andando. E poi c'è il settore del commercio e questa volta torniamo a Bassano del Grappa, torniamo a una problematica che riguarda la nuova tariffa unica dei rifiuti che ha scontentato i commercianti bassanesi che chiedono una maggiore concertazione al Consiglio di Bacino. Rifiuto, ma quanto mi costi? Il Consiglio di Bacino Brenta ha introdotto la nuova tariffa unica per le utenze non domestiche. Commercianti e gestori di pubblici esercizi lamentano la mancata concertazione e chiedono l'istituzione di un comitato consultivo degli utenti. È una proposta che ci permette, mutuando dalle esperienze del 2012, ci permette, dicevo, di avere l'opportunità di concertare assieme e avere l'opportunità di far capire al bacino la differenza tra una categoria e l'altra in modo che non ci siano squilibri come sono nati nell'ultima decisione. Confcommercio è consapevole delle problematiche nel trovare una taratura equa per il servizio rifiuti dei loro associati. Comunque c'è necessità di modularla in maniera differente tra le varie categorie. Dal 2024 è stata istituita la tariffa unica, quindi abbiamo superato tutta una serie di differenze tra comune e comune, però chiaramente questo, calato tutto in una volta, ha creato alcuni scompensi, soprattutto magari in quei comuni dove tariffe aggiuntive o puntuali non erano nemmeno fatte pagare. Si parla di cifre dai 400 euro in su anche per negozi piccolissimi che producono pochi rifiuti o solo di alcune tipologie. Pensiamo a un semplice negozio di abbigliamento, il vetro non lo fa, l'umido non lo fa e quindi di per sé il fatto solo di non aver ritirato quel tipo di contenitore dovrebbe già consentire degli sgravi. Ecco allora la richiesta di un tavolo di concertazione che possa lavorare sulle tariffe del prossimo anno. Quanto prima, se è possibile, sarebbe d'uopo che al tavolo possano esserci anche dei nostri rappresentanti, così abbiamo l'opportunità di far capire che alcune scelte potrebbero essere, possono ledere alcune categorie e altre no. Il Comitato degli Utenti non è previsto dalla legge regionale in materia di rifiuti, ma si ispira a quello già esistente per le tariffe del servizio idrico. A proposito di commercio, ma questa volta dal punto di vista di chi lavora nel settore del commercio, è una battaglia vecchia che era portata avanti negli anni scorsi dai commessi e dalle commesse, la battaglia delle commesse, ma è una battaglia che torna in auge dopo la proposta di legge di queste settimane presentata da Fratelli d'Italia in Parlamento. E parliamo cioè della chiusura dei negozi durante le festività Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e 1° maggio. È una proposta che fa discutere, una proposta nata di fatto a nord-est, perché tra i firmatari c'è il senatore Luca De Carlo, bellunese, nonché coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Allora si dibatte su questo tema che ritorna in primo piano. Tanti la definiscono una proposta di buonsenso, non tutti, ad esempio Confimprese parla di proposta anacronistica. Allora il nostro Lucio Zanato ha sentito i trevigiani, cosa ne pensano? Supermercati chiusi a Natale, sì o no? Ma io direi è meglio che siano chiusi, dai. Perché? Per il motivo che un po' di festa se la gode un po' tutti. Chiusi, per me. Dopo non so, trovo esagerato questa cosa della vendita in continuazione. Giusto. Chiuderli allora. Perché? Perché è giusto fare festa. Ma penso che sia giusto. Perché? Perché un attimo di riposo vale per tutti. Contrario, ognuno fa le politiche aziendali in base ai propri fatturati, alla propria economia. Però dicono che insomma a Natale la gente vorrebbe stare a casa.
Beh, magari Natale è una super festività, può fare l'eccezione, se comincia a essere la regola ogni domenica, io che lavoro tipo dal lunedì al sabato con la spesa quando la faccio. Il giorno di Natale è chiuso, questo è normale. Però alcune attività rimangono aperte, ad esempio alcuni supermercati hanno deciso di tenere aperti. Ma il Natale non saprei, comunque la domenica è meglio che rimangano aperti. Purtroppo le modifiche che hanno fatto, che una volta potevano anche stare chiusi alla domenica, hanno un po' rovinato il mercato, perché adesso certi vanno a fare la spesa anche la domenica, quando che potrebbero andare anche il sabato. Supermercati chiusi a Natale, sì o no? Sì. Sono d'accordo. E dei super festivi, perché adesso vogliono chiuderli durante Natale, Pasqua, insomma tutte le super festività, tutte. Qualsiasi festa va bene che siano chiusi, in modo tale che le famiglie possano stare assieme. Sì. Sono perfettamente d'accordo. Perché? Ma perché così la gente sta a casa. Ma vecchia usanza, manteniamo chiuso tutto a Natale in maniera che tutti possano santificare il Santo Natale in famiglia tranquillamente. Però mancano i servizi, uno ha bisogno di qualcosa? Lo so, c'è un giorno solo, bisogna rispettarlo il Natale. Però perdiamo i servizi. Durante la settimana c'è tempo. I Confesercenti dicono che è una follia perché si perdono clienti. È sempre follia, se si mette a destra è una follia, se si mette a sinistra è una follia. Facciamo come si faceva una volta, chiudiamo e basta. Queste dunque le voci dei trevigiani. Torniamo invece in Bassanese, nella provincia di Vicenza, che è una insieme a quella di Belluno colpita, le province colpite dal problema dei lupi, nuove predazioni a Marostica. L'appello del sindaco lo ha raccolto Alex Giuliano. Ancora lupi avvistati nel territorio di Marostica dopo l'area di Pradipaldo, adesso in via Costa Curta. Un altro episodio di lupi in azione, un altro episodio che merita a questo punto da parte del sindaco di Marostica Matteo Mozzo una riflessione su come l'amministrazione, come insomma si può gestire questo caso, questo problema dei lupi. Allora, diciamo, la situazione diventa sempre più di tensione e preoccupante, per quanto naturalmente le forze dell'ordine competenti indichino il fatto che non c'è pericolo, però il continuo susseguirsi di avvistamenti e di fatto ora come ora anche di predazioni in aree densamente abitate, così vicini alle residenzialità, ai borghi e anche la città stessa, crea solo tensione tra la cittadinanza. Io veramente comincio a pensare che ci sarà una grossa difficoltà nel gestire anche le persone in un prossimo futuro. Sindaco, si avvicina Capodanno, sono giorni di festa, giorni in cui insomma le famiglie sono a casa e i bambini sono a casa da scuola. C'è da lanciare un messaggio magari alla cittadinanza di tenere, diciamo, sotto controllo gli animali domestici, di avere insomma una sorta di precauzione anche per i bambini e per le persone? Sì, diciamo che la preoccupazione più grande è soprattutto questa, nel senso che si dovrebbe sempre avere un occhio di riguardo quando si va a camminare comunque nei boschi, perché di fatto non sono casa nostra, è giusto ricordarlo, però sicuramente tenere gli animali vicini o comunque in aree dove possono stare a vista è un aiuto o almeno un deterrente, anche se come vediamo ormai non c'è più paura da parte degli animali. Questo forse è dovuto anche a fenomeni sbagliati, come è successo anche nel Trevigiano, dove le stesse persone davano da mangiare al lupo, l'abbiamo visto in più video quest'estate, dove anche ad alcune sagre improvvisate anche lungo il Piave veniva dato da mangiare agli animali, quindi questo sicuramente crea l'effetto contrario, non più la paura dell'animale verso l'uomo, anche semplicemente per sicurezza anche dello stesso animale, ma lo fa avvicinare sempre di più. Quindi io spero che le autorità competenti prendano il prima possibile delle decisioni in merito, prima che siano magari i residenti a fare altre azioni per allontanare questi animali nel modo peggiore che possiamo immaginare. La sanità adesso, perché lo si ricordava anche in questo contributo di Alex Giuliano, siamo ormai a ridosso del Capodanno e allora in tutti i pronto soccorso, nell'ospedale sono potenziati ovviamente il personale del 118 in vista appunto del Capodanno. Il momento critico con un'alta affluenza in ospedale sarà il 1° gennaio, almeno così
spiega per la Marca trevigiana il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi. Festeggiare va bene, ma bisogna evitare gli eccessi. Il cenone di Capodanno è ormai dietro l'angolo. Per affrontare l'eventuale emergenza è stato potenziato il personale sia del 118 che del pronto soccorso. Anche se, ha spiegato il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, per noi il momento più critico sarà il primo giorno dell'anno. Periodi, diciamo, dove ci sono le festività, è chiaro che c'è un maggiore accesso al pronto soccorso legato appunto a qualche malore, legato al fatto che la gente prende il colpo di freddo, qualcuno anche esagera ovviamente con l'alimentazione eccetera, ma mi creda il grosso picco del pronto soccorso è soprattutto tra l'1 e il 2, perché tanta gente poi ovviamente magari riesce a tener duro rispetto ai sintomi che ha durante l'ultimo dell'anno e poi si precipita chiaramente al pronto soccorso esattamente il giorno dopo per cercare di capire questa patologia cosa comporta. Anche l'eccesso di alcol è fra le preoccupazioni maggiori. L'attenzione deve essere alta non solo per l'inasprimento delle pene e delle multe del nuovo codice della strada, ma anche e soprattutto per non rischiare di provocare un incidente durante il ritorno a casa. Ma in ospedale ora il personale sanitario si trova anche a fronteggiare i casi ormai arrivati della nuova influenza. Il picco va tra i primi di gennaio fino al 15 di gennaio, quindi ci aspettiamo, abbiamo già 130 persone ricoverate anziane con la sindrome influenzale e ci aspettiamo anche un picco verso i primi dell'anno. Ecco, la vaccinazione serve ancora, si può fare ancora, siamo ancora in tempo per evitare ovviamente la coda di febbraio-marzo. La raccomandazione del direttore generale è di prestare attenzione allo scoccare della mezzanotte a chi maneggia i botti, ma non solo. Attenzione! I botti sono pericolosi, bisogna saperli gestire, ecco, i ragazzi devono stare molto attenti a farsi aiutare da un coetaneo maggiorenne che sa usare i fuochi d'artificio, deve essere mantenute delle distanze di sicurezza, possibilmente evitare fuochi o altre cose e naturalmente la cosa più importante evitare di bere troppo o di usare magari sostanze come si suol dire ricreative che possono solo insieme all'alcol creare grossissimi problemi ai giovani e alle persone. Speriamo che l'appello venga recepito soprattutto dai più giovani, ma non solo. Prima di andare in pubblicità, una notizia che riguarda sempre la Marca trevigiana, la diocesi di Vittorio Veneto, perché Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Vittorio Veneto, presentata da Monsignor Corrado Pizziolo. Lo riferisce in queste ore il bollettino della sala stampa della Santa Sede. Monsignor Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto dal 2007, ha compiuto il limite di età dei suoi 75 anni appena una settimana fa, il 23 dicembre, e quindi ha raggiunto il limite, lascia la diocesi di Vittorio Veneto che guidava dal 2007, una figura importante per la diocesi di Vittorio Veneto, quella di Monsignor Corrado Pizziolo. Al momento il Papa non ha ancora nominato il suo successore nella diocesi. E a proposito del vescovo invece di Treviso, subito dopo la pubblicità entreremo subito a vedere l'emozione delle oltre 3.000 persone che nel pomeriggio di ieri hanno preso parte alle celebrazioni per l'apertura dell'anno giubilare. In questo caso vedremo cosa è accaduto a Treviso. A fra poco. Nella bolla spesso non confondita, il Santo Padre Francesco ha stabilito che l'anno giubilare si apra il 24 dicembre 2024, nella solennità del Natale del Signore, con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. La domenica successiva, 29 dicembre 2024, festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, si celebra l'apertura del Giubileo nelle chiese particolari. Dalla chiesa di Sant'Agnese prendono avvio le celebrazioni per l'apertura dell'anno giubilare, qui a Treviso come in tutte le altre diocesi italiane. Il Signore parlò a Mosè sul monte Sinai e disse: al 10° giorno del 7° mese farai echeggiare il suono del corno. Nel
giorno dell'espiazione farete echeggiare il corno per tutta la terra. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Da Sant'Agnese la processione è proseguita tra le vie della città dietro al crocifisso miracoloso in legno scolpito e dipinto, custodito nell'auditorium di Santa Croce. Una volta giunti in cattedrale, rimasta chiusa sino all'arrivo del vescovo, si è vissuto il momento più solenne. In Duomo la celebrazione dell'Eucarestia con un brano del Vangelo scelto da Papa Francesco è uguale in tutte le chiese del mondo. Un invito a prendersi un momento, mettendo da parte tutti gli altri impegni per dedicarsi a se stessi e agli altri. Il Giubileo sia questo, sia tempo donato e dono ricevuto con semplice gratitudine nutrita di speranza. Torneremo da questa situazione ai ritmi delle nostre comunità, delle nostre famiglie, dei nostri affari. Ma permettiamo a questo momento di cambiare almeno un po' le nostre vite, almeno un po'. Tornando a casa accorgiamoci se per caso non abbiamo perso qualcuno per strada e corriamo indietro a cercarli, questi compagni di viaggio smarriti, questi figli, questi fratelli, sono più importanti delle nostre agende. Alla fine dell'omelia Monsignor Tomasi ha lasciato ai fedeli alcune consegne come il trovare un momento di preghiera, l'incontrarsi, il dedicarsi agli altri. Dobbiamo riuscire a mostrare che abbiamo una qualità di relazioni buone e forse riusciremo anche a incontrare di nuovo quelle persone che non hanno speranza, che fanno fatica, e penso in particolare mi stanno molto a cuore i giovani, perché dobbiamo permettere loro di dischiudere quella grande speranza che hanno nel cuore e che forse per troppo tempo li abbiamo soffocati. Oltre alle migliaia di fedeli, alle celebrazioni hanno preso parte anche le massime cariche cittadine, politiche, istituzionali e militari. Imponente lo spiegamento di uomini e donne delle forze dell'ordine e del SUEM presenti con 2 ambulanze. Una intervenuta per soccorrere una suora di 85 anni che durante la processione è inciampata sui ciotoli sbattendo il viso a terra. Presa in cura dai sanitari, è stata trasportata al Cafoncello per accertamenti. Siamo rientrati, abbiamo visto allora le immagini suggestive delle oltre 3.000 persone che hanno assistito ieri pomeriggio a Treviso all'apertura dell'anno giubilare a Treviso con il Vescovo. La parola chiave di questo anno giubilare è pellegrini, essere pellegrini di speranza, è un invito che è stato ribadito anche a Padova. Anche a Padova ovviamente è stata la giornata dell'apertura dell'anno giubilare. È stata la solenne processione dalla chiesa del seminario Santa Maria in Vanzo fino alla cattedrale a dare il via nella diocesi di Padova, come in tutte le chiese del mondo, al Giubileo ordinario 2025. 4 le porte sante aperte a Roma la notte di Natale da Papa Francesco. Nelle diocesi sono presenti luoghi giubilari dove sarà possibile ottenere l'indulgenza plenaria. Alla celebrazione c'erano con il vescovo Claudio Cipolla anche il vescovo emerito Monsignor Antonio Mattiazzo e il vescovo Paolo Bizzetti, già vicario apostolico per l'Anatolia. Pellegrini di speranza, l'invito rivolto da Papa Francesco con Monsignor Cipolla, che ha proposto di allargare il nostro sguardo, scorgendo anche nei migranti di oggi, pellegrini di speranza, come lo sono stati tanti italiani alla fine dell'Ottocento e nei primi anni del Novecento. Tra i 32 luoghi giubilari della diocesi, le basiliche di Padova, la cattedrale, Sant'Antonio, Santa Giustina e il santuario di San Leopoldo Mandic, luoghi giubilari dove è possibile toccare con mano
la cura, la carità, la giustizia e la pace, anche le cucine economiche popolari, l'opera della Provvidenza Sant'Antonio, il Tempio Nazionale Internato Ignoto, il Saccello Ossario Cima Grappa di Crespano del Grappa e il Tempio del Donatore di Valdobbiadene. E poi, abbiamo parlato di solidarietà, parliamo di un pranzo solidale a Romano De Zelino. Un pranzo per dire grazie a chi giorno dopo giorno aiuta le persone in difficoltà del territorio, preceduto da un brindisi per festeggiare gli 8 anni della mensa di solidarietà a San Giacomo di Romano De Zelino. 8 anni in cui sono state recuperate 700 tonnellate di cibo e serviti 270.000 pasti, grazie alla generosità di oltre 50 volontari coinvolti. Tutti insieme non ti diamo da mangiare, ma mangiamo insieme, questo era il nostro motto. Ecco, oggi si rende visibile. Quello che è più importante però è la quotidianità, perché ogni giorno da qui partono più o meno 120-130 pasti gratuiti che raggiungono chi ha più bisogno del nostro territorio. Un impegno sostenuto dalle amministrazioni comunali, con Romano De Zelino in prima fila. Una realtà che è diventata sempre più importante perché dà sostegno non solo alle persone in difficoltà o con dei disagi economici, ma anche alle persone che vivono nella solitudine. E forse è questo il paradigma che ha cambiato proprio la funzione di una mensa come questa. Sono più eterogenee le persone che frequentano la mensa. Innanzitutto ci sono percentuali alte di italiani che in passato non c'erano, e poi che lo spaccato è vario: uomini, donne, e persone che si sono trovate in difficoltà perché hanno perso il lavoro, perché hanno perso la casa, sono state sfrattate. E i sorrisi di chi c'era e di chi ci sarà raccontano di un sentimento speciale che unisce volontari, soci e benefattori. Un sorriso sicuramente incentivato dal menù preparato dalle cuoche della mensa. Antipasti con affettati vari e formaggio grana, spicchi di torte salate, sfogliatine varie. Come primi, tortellini ai funghi, risotto a radicchio e salsiccia. Secondi e contorni, cotechino con purè, arrosti con verdure. Dolce, panettone con mousse, frutta fresca e secca. Mi viene già l'acquolina, devo andare subito a mangiare. Vi ringrazio. Abbiamo parlato nella prima parte del nostro telegiornale della problematica delle baby gang, degli adolescenti difficili. A Quinto Vicentino il Comune promuove una serie di iniziative per coinvolgere gli adolescenti nella vita della comunità. Stiamo parlando di ragazzi che a un certo punto hanno voluto mettersi in gioco. Ecco, gli abbiamo fatto una proposta ancora l'inverno scorso chiedendo appunto loro se volevano aderire ad un percorso di confronto, non tanto capire le loro esigenze e noi capire cosa pretendiamo da questi ragazzi, perché in una fase di crescita che va dai 14 ai 16 anni è importante capire le loro tendenze e le loro aspirazioni. Il Comune di Quinto Vicentino vuole coinvolgere attivamente i giovani e soprattutto gli adolescenti nella vita sociale della comunità. Lo fa proponendo subito un ciclo di incontri con esperti su tematiche varie, dalla sicurezza stradale alla sessualità ai rischi derivati dall'uso di sostanze psicoattive, un modo per sottrarre i ragazzi al tempo dedicato in solitudine nei social e alle derive negative che la noia o l'inattività possono portare. Agli adolescenti è stata affidata anche la redazione del periodico comunale. Gli abbiamo anche suggerito un progetto che è quello di intervistare i nonni, perché finché abbiamo dei nonni è importante pensare che la loro storia, la loro vita potrebbe far parte del nostro patrimonio culturale, per cui abbiamo chiesto a questi ragazzi qua di volta in volta: ascoltate un nonno, fate degli appunti, ci fate un bel racconto e noi lo inseriamo nel nostro giornalino. Non solo attività dedicate alla mente ma anche al fisico, con lavori socialmente utili. E sappiamo il Tesina essere un fiume molto generoso, ma a volte anche generoso di rifiuti, per cui con loro abbiamo pensato di fare un progetto nel quale periodicamente andremo a raccogliere i rifiuti all'interno di questa golena, utilizzando anche il loro tempo. Ecco, certamente è un qualcosa che sta nascendo, piano piano li vogliamo coinvolgere a 360 gradi, anche affidando delle responsabilità importanti, sempre naturalmente consultando i genitori. E chiudiamo con una notizia che riguarda Emma Mazzenga, la straordinaria atleta 91enne padovana che ha avuto un anno d'oro 2024, davvero d'oro, nella sua categoria Master. La Federazione d'Atletica Nazionale l'ha nominata atleta Master dell'anno. Pronti? Via!
Emma? Emma Mazzenga, la padovana nonna sprint, è atleta master dell'anno per la FIDA, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Un altro traguardo per la 91enne classe 33 padovana, che anche nel 2024 ha continuato a battere record mondiali nella categoria a lei riservata. La signora Mazzenga vive a La Guizza ed è stata professoressa di scienze in istituti come il Selvatico e il Fermi. Da sempre appassionata agli sport e all'atletica in particolare, senza mai diventare però professionista. A maggio di quest'anno ha corso i 200 metri in 51 secondi e 0,8 decimi. A gennaio aveva abbassato ancora il record indoor, sempre nei 200 metri, con 50 secondi e 33 decimi. Il 2024 l'ha vista salire 3 volte sul gradino più alto dei mondiali indoor e una volta al mondiale outdoor di Göteborg. Un anno tutto di corsa per la nonna sprint padovana, che anche per il 2025 promette di stupire. Complimenti davvero alla nonna sprint, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.